Ciao ragazzi, bentrovati, io sono Max, questo è il canale dedicato al restauro della mia SP02 del 90. Se siete nuovi e vi siete persi i primi episodi, vi lascio il link qua sopra la mia testa per andare a vedere che cosa ho combinato fino adesso. Innanzitutto andrò finalmente a liberare il cannotto dalle vecchie piste dei cuscinetti di sterzo per accogliere quelli nuovi quando arriveranno, e ci sarà anche qualche effetto speciale. Vediamo cosa mi hanno mandato di bello. Con guarnizione e soprattutto attacco integro, preso davvero ad un prezzo super onesto. Fortuna che in giro c'è ancora gente onesta, sempre alternando qualche colpetto a destra e a sinistra. Adesso gli do una bella pulita e poi vediamo le sue condizioni. Direi non buonissime, ecco. Ci sono vari segni di sosta prolungata dei rulli, qualche segno tipo questo qui, lo sento proprio sotto il dito. Via. Andiamo bene. Ora vado a misurare la profondità per avere almeno un minimo di riferimento. Adesso facciamo lo stesso con l'altro, cercando di non fare troppi danni. Le condizioni sono più o meno le stesse dell'altro. Qualche piccolo segno riesco a sentirlo, però non si può pretendere niente di più. Adesso farò una bella pulizia e poi procederò a montare quelli nuovi. One hour later. Levo qualche piccola incrostazione appena sotto la battuta, perché qua proprio non c'è nient'altro da fare. Questo, lo ricordo, è la parte inferiore del cannotto, ma qui sta ad accumularsi tutto quello che non si può nominare. Ok, molto più liscio, così posso dormire più sereno. Stesso procedimento. Faccio presente che il telaio non è stato sabbiato ma sverniciato a mano, carteggiato eccetera, per cui tutto quello che sta venendo fuori da qua è tutto autoctono, si è formato spontaneamente. Qui al contrario è abbastanza pulito e non sento ruvidità di alcun genere, non sento incrostazioni di nessun tipo, per cui lo lascio così. E finalmente eccoli i maledetti. Questo è il codice se qualcuno interessasse. Tutta un'altra storia, direi. Questo è il vecchio, il nuovo, il nuovo. Direi che ci siamo. Ora che è tutto bello pulito, vado ad applicare un sottile velo di grasso all'interno del cannotto per preservarlo nel tempo, proprio una cosa minima. E se vi state chiedendo il perché di questa cosa, mi sa che avete sbagliato canale. Bene, direi che adesso
È tutto pronto per inserire i cuscinetti nel cannotto. Se è vero che cominciate a conoscermi, avrete già intuito che non li picchierò dentro col martello. Quando vedo qualcuno prendere a martellate dei cuscinetti per inserirli nelle sedie, mi sento morire un po' dentro. Proprio mi si rizzano i peli sulla schiena, che non ho. Quindi, come al solito, cercherò un sistema alternativo, tra virgolette, non troppo traumatico. Basterebbe avere un po' di inventiva e soprattutto non buttare via niente. Quindi io procederei con la mia solita barra filtrata. Utilizzerò una base bella spessa per rimanere un piano perfetto. Questa andrà ad appoggiare sulla parte inferiore del cannotto. Vado a ridurre di qualche centesimo il diametro esterno della pista del cuscinetto vecchio, in modo che quando lo utilizzerò per spingere nel cannotto quella nuova, questo non vada ad incastrarsi di nuovo. Verifico poi per la 400ª volta che sia tutto perfettamente pulito, che non ci sia neanche un granello nella sede, soprattutto sulla battuta. Vado a mettere un filo di olio motore, proprio un filo, non serve niente di più. C'è chi preferisce scaldare le sedie eccetera, però in genere sono gli stessi che vanno a picchiettare col martello. Ogni piccolo aiuto quando fai le cose un po' così può servire. Un velo d'olio anche qui. Vado a inserirlo, ovviamente nel verso giusto, mi raccomando. Verifichiamo che sia tutto abbastanza centrato. Un po' di svitol, qui va bene perché deve solo aiutare il movimento. Mi raccomando, non usate lo svitol per ingrassare, che poi quando si asciuga è peggio. Serve che vada più giù. Sempre ben centrato, mi raccomando, e si ricomincia. Controlliamo prima di fare dei danni, senza traumi, senza martellate assassine. Questo lo ripongo nella bustina così non si impolvera. E adesso procedo con l'altro. Adesso ripetiamo il procedimento per mandarlo a battuta. È entrato proprio come il burro, che bravo. Andiamo a misurare, giusto per... Perfetto, verifico anche questo.
l'occasione per ringraziare il nostro sponsor che si è prestato per la buona riuscita della puntata, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Quindi ringrazio Kemma per questa sponsorizzazione e torniamo al lavoro. One hour later. Faccio mangiare tutto. Bene dentro con tutti i rulli. Solito procedimento. Per un po' ho sudato freddo, non lo trovavo. Perfettamente zincato. 7 anni fa. Questi due ragazzi hanno una storia particolare. Questi sono i suoi originali. Però, come potete vedere dalle foto, non erano messi molto bene. Allora mi sono affidato a un saldatore molto bravo che mi ha riportato del materiale e io poi l'ho rifilato. Non perfetti, ma neanche malissimo.
Ora vado a riassemblare il supporto della sospensione posteriore. Come si può vedere, all'interno tra queste due boccole c'è uno spazio che a me piace sapere e pensare riempito di grasso, con una goccia di olio motore. Si può abbondare senza paura. Ora che il canale interno è bello saturo di grasso, posso infilare il perno intinto bene nell'olio. Ovviamente il perno era stato già pulito e sgrassato, ma che ve lo dico a fare. Ovviamente tutto questo grasso lo recuperiamo. Ora elimino l'eccesso nel binario esterno, perché qui poi andrà inserito l'anello di tenuta, ma prima sempre una goccia di olio motore ed inserisco ora l'anello di tenuta. Lo infilo in questo verso perché in origine era così montato, e quindi chi sono io per stravolgere le decisioni degli ingegneri Gilera. Bene, e adesso finalmente la parte divertente. Andiamo ad infilare il tutto, possibilmente per il verso giusto. Aiuta anche a mantenere in posizione i vari pezzi. Tolgo il grasso in eccesso solamente sul filetto. Ecco là. Aspetto a serrare il dado con la coppia corretta, perché prima voglio terminare l'assemblaggio del forcellone e del mono. Preferisco esagerare con il grasso, ovviamente con il buon senso, perché dopo eventualmente quello in eccesso lo si può rimuovere facilmente. E ovviamente per manutenzioni successive è molto più semplice smontare i pezzi quando sono ben lubrificati. Per questo episodio temo sia tutto. Se siete arrivati fino a qua io vi ringrazio, mettetemi un like se vi è piaciuto, prendete in considerazione di iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere, grazie. Mi perdonerete se vado un po' a rallentatore, purtroppo o per fortuna ho un lavoro per cui faccio quello che posso nei ritagli. E in più, come potete vedere, la mia SP non è l'unica passione che mi fa battere il cuore. E ci vediamo nel prossimo episodio.